Abbiamo voluto cominciare la fase prenatalizia dedicata al Natale Empedoclino con questi eventi dedicati proprio alla solidarietà, all'inclusione, al fatto che l'amicizia sia il primo grande valore da coltivare durante questo Natale, perché chi trova un amico trova un tesoro. E così col Cantico di Ricchi abbiamo posto in essere, grazie anche all'associazione ANFAS, un esperimento di teatro sociale in cui direttamente e diversamente abili sono gli attori e i protagonisti, insieme a dei ragazzi volontari che si dedicano a loro. E quindi è una cosa bellissima. Abbiamo coinvolto le scuole, siamo qui alla Vivaldi, perché nei ragazzi si possa radicare quello che è il vero spirito natalizio, perché il Natale non è una festa consumistica, ma è una festa in cui ciascuno di noi può riguardare ai veri motivi fondanti dell'esistenza. L'associazione ANFAS è l'associazione che si occupa di persone con disabilità intellettiva e relazionale e le loro famiglie. Siamo oggi qua a Porto Empedocle con una manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione dal titolo Le luci dell'amicizia. Abbiamo voluto portare in scena i temi caldi quali l'amicizia, i valori, il rispetto, per cercare di sensibilizzare i giovani a quella che è la nostra società, affinché possa essere sempre più inclusiva, affinché tutti possiamo avere la stessa possibilità di esprimerci, a prescindere da qualsiasi sia la nostra potenzialità. Abbiamo portato avanti un laboratorio che ha messo oggi in scena una rappresentazione teatrale dal titolo Il Cantico di Ricchi e che ha portato in scena i valori e tutto quello che le persone con disabilità che ne hanno fatto parte sentono di esprimersi. I ragazzi sono stati ben lieti e ben contenti di vedere e di ascoltare quello che è stato da noi proposto e che l'amministrazione comunale, dicevo, ha fortemente voluto.